Nelle passerelle di haute couture le sfileranno con i capi, l'abbigliamento di Moda Mare, Paradise Beachwear, una linea di costumi da bagno che è nata lo scorso anno, quindi una linea molto giovane, ma da un'azienda che ha un'esperienza cinquantennale nella realizzazione di bikini. La novità di quest'anno per questa azienda è che hanno inserito anche la moda uomo e la moda bimbo. Vedrete dei colori frizzanti che raccolgono quelle che sono le tendenze delle mode estive, e li potete trovare sul sito internet con le vendite online e i negozi sulle spiagge. Il sito è www.paradise-beachwear.com. Sfileranno successivamente con le borse baggy, un design tutto italiano che ha spopolato nel mondo, le uniche originali borse e accessori con le stampe delle città più famose al mondo, realizzate solo ed esclusivamente con materiali italiani. Qui in passerella vedremo sfilare la collezione 2017, quindi ci sarà un piccolo flash della nuova moda e soprattutto una nuova tendenza che è quella di mixare arte e fashion, quindi vedremo la collezione che si chiama Baggy and Terrin, che arriva direttamente da Miami. Le vedremo poi sfilare addosso con i gioielli di Grando Gioielli, qui di Caorle, un'azienda a conduzione familiare che dal 1950 si impegna con passione e dedizione ad offrire sempre dei prodotti di tendenza e di qualità. All'interno delle loro gioiellerie qui a Caorle, nella vendita non ci sono solo i marchi rinomati, ma loro si impegnano anche nella produzione di una propria linea di gioielleria che racconta una lunga storia fatta di amore per i gioielli e un design tutto italiano. Un'azienda di cui la caratteristica principale è la passione, che viene tramandata di generazione in generazione. Quindi, giurati, aguzzate la vista perché le nostre miss usciranno una dopo l'altra. Le vedremo sfilare, come ho detto prima, in costume, con gli accessori baggy e con i gioielli di Grando Gioielli. A voi la sfilata di moda di Miss Venice Beach!